Noi cercheremo di fare il possibile, di mettere in atto tutte le azioni per contrastare appunto l'avanzamento di questo predatore bello, importante, ma che per noi è un problema. Tutto il possibile per fermare l'avanzamento del lupo, e questa la promessa del sindaco di Gaglio, che punta alla prevenzione aderendo al progetto regionale Melken, un piano per tutelare il patrimonio delle malghe dalla predazione del lupo ormai all'ordine del giorno. Gaglio ha aderito, è stato beneficiario del progetto Melken, l'unico in provincia di Vicenza, insieme con Chiesa dal Pago, Livinallongo e Alano di Piave, e questi 4 comuni beneficiarono di circa 22.000 euro per la prevenzione rivolta ai malghesi che caricano le nostre malghe. Bovini, asini, animali domestici, non solo una lunga scia di sangue, ma anche una grande perdita economica per tutto l'indotto. 22.000 euro è una somma importante da destinare a tutti quegli extra costi per impiantare le reti, spiantarle, spostarle, pagare la sorveglianza, e quindi un supporto importante, una vicinanza importante, un segnale importante per i nostri allevatori e i nostri malghesi. Un ritorno del lupo che ha rotto equilibri ormai consolidati da lunghe tradizioni. Il lupo, come dico spesso io, e sono l'unica voce e qui fuori dal coro, il lupo non è più un animale in via di estinzione, ma bensì oggi in forte espansione, e quindi coloro che hanno voluto in qualche modo favorire il ripristino di questo lupo devono assumersi le responsabilità anche di contenere questo predatore.